È l'alba, in via Pagnana a Castelfranco, gli istanti drammatici dell'omicidio che si è consumato dopo una serata nella discoteca Playa Beach Club. Questo è il momento in cui la vittima Lorenzo Cristea viene aggredito. Il giovane di Tre Baseleghe è stato ferito a morte, colpito con 3 coltellate. 8 secondi di video che un automobilista di passaggio ha ripreso con il cellulare e poi lo ha consegnato ai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto e del nucleo investigativo di Treviso che indagano sul delitto. Nelle immagini i giovani si trovano vicino al fossato, poi qualcuno cade, tornano sulla strada, il clima teso. In questo fotogramma l'aggressione. Si vede uno degli arrestati che porta il braccio dietro come a voler sferrare il colpo. Una violenza che termina con il disperato tentativo degli amici di portare la vittima e gli altri feriti in ospedale. Lorenzo muore subito dopo. L'arrivo dei carabinieri all'arresto dei 2 ragazzi originari del Marocco, subito viene trovato un coltello, nelle scorse ore è recuperata la seconda arma bianca. Proprio nella zona dove è venuta la lite, come si può notare dai fotogrammi, proprio ieri abbiamo rinvenuto un coltello grazie all'ausilio di un metal detector. Non erano visibili tracce ematiche, ma il coltello è ora sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Verrà mandato al RIS di Parma per verificare se tracce genetiche che potrebbero essere state rilasciate o eventuali altre tracce ematiche latenti si possa riferire effettivamente all'omicidio o meno. Il video sarebbe la prova regina che inchioderebbe 2 cittadini nordafricani in carcere a Santabona. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Badr Rouaji, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Ta Bennani, 22 anni, dagli avvocati Targa e Miotto, devono rispondere di omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni aggravate e rissa. I medici dell'ospedale di Castelfranco hanno trasferito nel reparto di chirurgia generale Alessandro Bortolami, che per 2 giorni ha combattuto tra la vita e la morte. In queste ore il giovane sarà sentito dai carabinieri coordinati dal magistrato Giulio Caprarola. Si attende l'autopsia sul corpo della vittima che potrebbe essere effettuata lunedì prossimo dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto.